Big Family, e questo è il nome dell'operazione condotta dai finanzieri della sezione operativa navale di Sant'Antioco, finalizzata alla verifica delle procedure propedeutiche al rilascio dei cosiddetti indennizi NATO. 6 persone, tra le quali il presidente di una cooperativa di Teulada e 5 soci, dovranno rispondere al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in concorso. Avrebbero incassato circa 200.000 euro di indennizi NATO, i ristori concessi ai pescatori delle marinerie danneggiate dal fermo pesca causato dalle esercitazioni militari nel poligono di Capo Teulada. Secondo quanto accertato dalle Fiamme Gialle, esisteva un sistema piramidale prevalentemente composto e coordinato da una famiglia e dai relativi parenti sotto forma di cooperativa con sede legale a Teulada, che mirava all'acquisizione degli indennizi NATO istituiti nel 1999 grazie a un accordo tra il Ministero della Difesa e la Regione Sardegna. La cooperativa, scrivono le Fiamme Gialle in una nota, attuando delle procedure approssimative viziate a favore della gran parte dei soci complici, orientava gli stessi all'indebita percezione dell'indennizzo mediante la semplice iscrizione dei nomi nei ruolini di equipaggio delle barche da pesca. La complessa attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Cagliari, ha visto anche la partecipazione del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari ed è stata portata avanti attraverso l'esecuzione di molteplici attività di polizia giudiziaria in sinergia con altre forze di polizia. Sono stati ascoltati i soci della cooperativa per capire come venisse gestita l'attività di pesca e nell'occasione, prosegue la nota, sono emerse evidenti contraddizioni tra i membri degli stessi equipaggi relativamente agli orari di pesca, alle caratteristiche delle imbarcazioni e addirittura sulla conoscenza tra le persone degli equipaggi.